Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Sardegna 1 e bentornati al telegiornale. Avevano promesso di portare a Cagliari migliaia di persone e così è stato. Davanti al Consiglio regionale l'Assemblea del Popolo Sardo promossa dalla Consulta Rivoluzionaria. Vediamo il servizio di Carlo Manca. Come dobbiamo presentare questa giornata? È uno sciopero, è una protesta o è l'inizio di una vera e propria rivolta civile pacifica? Diciamo che è un mix, è un'assemblea generale del popolo sardo, quindi non un corteo, non una manifestazione semplicemente. Noi non siamo, a dire parole, ma noi abbiamo un programma preciso di andare a governare la Sardegna. Il messaggio che lanciate oggi da questa strada è indirizzato a questo palazzo che abbiamo alle spalle? Certamente, abbiamo scelto proprio di farla qui davanti al Palazzo del Consiglio per dire alla classe politica sarda non di svegliarsi, ma che è finito il tempo. Dal palco penzolano i cappi, sullo sfondo il palazzo della regione. No, nessuna volontà forcaiola dal vago sapore leghista anni 90. I cappi sono quelli stretti al collo dell'apparato produttivo isolano e delle aziende in difficoltà. A stringere il nodo, fisco, banche, Equitalia, ma soprattutto una classe politica alla quale oggi la Consulta Rivoluzionaria dice basta. Il movimento dei movimenti porta a Cagliari più di 2000 persone, artigiani, commercianti, il popolo delle partite IVA, i pastori, ma anche gli studenti e i precari. La Consulta Rivoluzionaria, viene spiegato dal palco, ha una parola d'ordine da applicare a tutti i settori del vivere quotidiano. La parola è sovranità, sovranità energetica, alimentare, fiscale e culturale. La politica così com'è, così come ha fatto finora, ha fallito, ci ha finito di danneggiare e noi tutti quanti insieme, anziché fare una manifestazione oggi, una domani, con una categoria o con l'altra, abbiamo deciso di unire tutte le forze, di aprire una consulta rivoluzionaria, aprirla a tutti, qualsiasi categoria può farne parte e di dire basta, se ne devono andare, perché per non avere neanche messo in atto un decreto legislativo del 98, che è quello della zona franca, che poteva salvare gran parte della Sardegna, non hanno fatto nulla fino ad oggi, ci devono ancora spiegare il perché. Dal palco Felice Floris, movimento dei pastori sardi, parla di blocco sociale che si candida a guidare la riscossa della Sardegna, ma prima l'ultima proposta o sfida all'attuale classe politica, un tribunale popolare per giudicare chi ha trascinato l'isola in questa infinita agonia. Stiamo iniziando questo nuovo rinascimento del popolo sardo, una nuova storia si sta aprendo. Felice Floris, che poi è stato colto da un leggero malore e subito assistito dai sanitari del 118, ora sta decisamente meglio. Andiamo avanti col